Benvenuti a una nuova puntata per imparare la lingua sarda. Questa puntata è facile che impariamo i pronomi e gli aggettivi interrogativi. Forse si qualche aggettivo e pronome interrogativo l'abbiamo già visto in altre puntate che qualche domanda abbiamo già imparato a leggere, però come lo vediamo bene a bello, poi lo conoscere meglio. Vale sempre la regola che bornaro, che è guscia de bosciamentare, che la regola è come la grammatica italiana. Devo bornaro tutto pari, poi avventate e poi giocando bornaro un aggettivo che narrare che è collegato diretto a un altro nome, che sta sostenendo un altro nome. Si bornaro solo su pronome che narrare che è supposto di questo nome che non siamo usando. Tanto, aumentando la nostra regola, andiamo all'orbiere a bello. Sul primo che conosciamo è ite. Ite è meda comune, meda usato come pronome o come aggettivo interrogativo e serve di meda a cominciare a domanda, con questa paraculetta minore che è ite ed è po sa cosa, lo usiamo giocando, sa cosa che rimornare riferia a una cosa e tanto lo vediamo diretto in un esempio. Si deonaro, ite di ascherre a mandicare, che narrare che sono dimandante che qualcuno, ite, che a mandicare. La proposta all'inizio della domanda del notao è facile da usare. Poi, questo cosa cosa, si deve invece mi serve di po' una persona, può domandare, può una richiesta una persona, si usa da chi è. In questo esempio pure lo poniamo all'inizio della domanda che comprendiamo come si usa. Chi è questo pizzino? Questo, ammentate chi ha posato in altra puntata, abbiamo visto aggettivi e pronomi dimostrativi. In questo caso, dato che ha posato questo, che narra che questo pizzino è il solo della persona che mi sta ascoltando. Questo può aumentare un po' per della lezione erbezza. E tanto torniamo a su chi è, che l'abbiamo posto all'inizio della domanda, può domandare chi è un certo pizzino. Un altro aggettivo o pronome un pronome interrogativo è cale. Questo per esempio lo poniamo a comincio, che non lamentiamo bene. Cale è sul libro 2? In questo invece noi aumentiamo un'altra lezione che abbiamo posto un aggettivo possessivo che sa regola, vuole aumentare, è che a differenza dell'italiano che si pone prima di un nome che deve accompagnare, il sardo non l'ha da scattare mai prima ma diretto dopo. Sul libro 2 non ha da intendere mai sul tuo libro. Voglio aumentare che questa pure è una lezione vezza che abbiamo per un po' di ripasso delle cose che abbiamo tanto abbiamo imparato cale. Naturalmente cale può tenere per una forma a su plurale, può narrare più cose e tanto diventa da cales. Solo già siamo aggiunto. Cales un sul libro brostoso concordato il suo genere e il suo numero con su numero che è accompagnante. Questa regola deve concordare vale per il po' canto, che diventa da canto, canta, cantoso e cantasa, che sono tutti aggettivi o pronomi interrogativi che usiamo in questa domanda e tanto possiamo narrare. Quanto costa da questa pinna? Mi torna un aggettivo dimostrativo, questa pinna che narrare chi è il solo mio, che l'attenzo Deo, che so fai dande Deo. Cantaba este a kinde, vidinde se dice canta este il solo de abba, che è un femminile a suo singolare e tanto concorda da sempre su genere e su numero. Canto sun sos animali se si stalla, oppure canta sun sas pizzinnas in scuola, tanto lo siamo visto, singolare, plurale, su maschile, a su femminile, concordandolo su chi chiediamo domandare.
Così poi now, cominciando questa lezione, che forse si itte, anzi, este sicuramente più pruso usato di questo che abbiamo imparato, che usato chi associato a su verbo narrare, formata addirittura anche di nascere altre arbatto o paracula, cioè che proprio si uniti con su verbo narrare. E tanto questa paracula, se intendete bene, volarnaro a bella bello che la scomprendite. Sittelinarana, sittesinarada, sitteschisinarada, sitteschilinarana. Tanto la si intende goi pare che sono una cosa che non si può comprendere, invece basta da pensare che abbiamo aggiunto sitte a su verbo narrare e poi te l'abbiamo usata questa cosa che sono batto sparaculetta sa chi so sardo so fai dande il sardo usano quando non li vieni da conca su numene giusto de una cosa di una persona che sono montavande e tanno narana sitte schilinarana sittelinarana o sittelinarada sa forma namoso prurlonga este questo sitte schilinarana chi tenne de peri su chi in mezzo. Tanto, questa paraguletta, che abbiamo imparato, poi che sono usate quando non vieni da conca su nome di una cosa o di una persona. Bisogna però per altre due forme, che sono sardo usano sempre quando non vieni da conca un nome e sono volarnaro in due varianti di sardo. Bisogna certe zone di sartina che narrano subodale o suodale ad esentendere e poi veste su Michele. Questo due si usano quando non vieni a conca un nome di una cosa o di una persona e lo potete accattare, intendere o narrare per senza s'articolo su e tanto potete intendere bodale, odale o Michele. Mirate che lo sapografio narrare che sono una cosa che a vero i sardi tendono a usare quando che irmenticano giornumene e lo usate se a intende meta. Bene, mi pare che questa volta pure curiosità se bondapo nao meta, spero che vi siano aggradate e che cominciate a usare quando siete un pago varioso che non potete aumentare queste cose, lo potete usare voi pure. Deo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata per imparare la lingua sarda.